Incredibile tragedia a Eraclea, 35enne automobilista travolto e ucciso da un mezzo della nettezza urbana, il cui conducente si era fermato a soccorrerlo per un precedente incidente. Maxi retata in tutta Italia contro le cosche dell''ndrangheta, oltre 300 arresti in diverse regioni, ramificazioni anche in Veneto, coinvolto un uomo ad Albignasico nel Padovano. Continua a proclamarsi innocente il marito di Samira, indagato ora per omicidio volontario e occultamento di cadavere nell'inchiesta sulla scomparsa della donna. Ieri l'uomo ha ritrovato un braccialetto della moglie. Stop alla fuga per la crisi economica, il numero di stranieri residenti nella Marca torna a crescere, diminuiscono invece i richiedenti asilo. Nessuna invasione, ma la politica ha aumentato la paura, dice Don Bruno Baratto dell'associazione Migrantes. Colleziona ben 15.000 euro di contravvenzioni non pagate, ma non si fa mai trovare dai vigili, nascondendosi dalla madre automobilista vicentina pizzicata grazie ai social. Più di un trevigiano su 10 è obeso, sono il doppio quelli che non vanno oltre il titolo di studio di licenza elementare, l'indagine dell'ULSS 2, Marca Trevigiana. Un vero e proprio videoclip per festeggiare il Natale, l'augurio ai parrocchiani di Don Franco Marchi, prete rock di San Floriano a Castelfranco. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre, l'avete visto e sentito dai titoli, con la cronaca di una tragedia davvero incredibile, i cui contorni non sono ancora tutti evidentemente chiariti, accaduto a Eraclea la scorsa notte. Ci racconta quanto si sa per ora la nostra Ilaria Marchiori proprio da Eraclea. Ilaria. Buongiorno da Eraclea, dove questa mattina intorno alle 5 c'è stato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 35 anni, una tragica fatalità. Il ragazzo infatti stava guidando lungo via Fausta quando ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada e andando a sbattere contro un albero. L'impatto in sé per sé non è stato troppo violento, infatti il 35enne è riuscito a venire fuori autonomamente dall'auto. In quel momento però stava passando un camion, un mezzo della nettezza urbana, e il conducente quindi si è fermato per prestare soccorso al ragazzo. Vedendo l'auto semidistrutta si è preoccupato e voleva lanciare un allarme. Quando ha visto che però la situazione non era particolarmente grave e che il 35enne era uscito autonomamente dal mezzo, è ripartito rimettendosi alla guida. Lì però si è consumata la vera tragedia, perché ad un certo punto il camionista ha sentito un rumore e poco dopo si è accorto di aver investito proprio l'uomo che poco prima aveva soccorso. Probabilmente il 35enne nel frattempo si era spostato in un punto in cui non era visibile dall'interno dell'abitacolo del camion e quindi il conducente non l'ha visto investendolo. Nonostante i soccorsi immediati dei vigili del fuoco e dei sanitari del SUEM 118, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 35enne. Da Eraclea è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, davvero incredibile questa tragedia, l'ennesima purtroppo lungo le strade del Veneto. Adesso invece parliamo di 'ndrangheta, purtroppo il Veneto terreno fertile per le cosche dell''ndrangheta, come abbiamo raccontato troppe volte. Bene, una maxi operazione è scattata questa mattina da parte dei carabinieri del ROS da Vibo Valentia, appunto contro le cosche dell''ndrangheta, una delle operazioni più imponenti degli ultimi anni, con oltre 300 arresti in tutta Italia, ed è coinvolto anche il Padovano. Sentiamo. Anche il Veneto coinvolto nella maxi operazione dei carabinieri del ROS e del comando provinciale di Vibo Valentia contro l''ndrangheta. Tra gli oltre 334 arrestati c'è anche un uomo che lavora alla Fincantieri di Marghera ed è residente ad Albignasego nella cintura urbana padovana. Era tornato in questi giorni in Calabria per le feste di Natale. Il blitz è scattato all'alba di giovedì 19 dicembre ed ha coinvolto 2500 carabinieri, politici, avvocati, commercialisti, funzionari infedeli dello Stato e massoni. Tra di loro anche l'ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli. L'operazione Rinascita Scott ha consentito agli investigatori di individuare e disarticolare gli assetti dell''ndrangheta vibonese in tutto il territorio nazionale e anche all'estero, facendo emergere interesse con personaggi del mondo politico e dell'imprenditoria. Inoltre sono stati documentati incontri finalizzati al conferimento di promozioni e di incarichi ad affiliati di rilievo. I carabinieri hanno così acquisito elementi di riscontro in merito alle formule rituali utilizzate dai sodali per l'assegnazione del grado di trequartino.
Ancora a Padova con le 16 persone rinviate a giudizio per il caso degli appalti truccati all'università. Corruzione. Sono 16 le persone accusate a vario titolo del reato e rinviate a giudizio dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova. Tutto nasce nell'ambito dell'inchiesta nata 2 anni fa che ha puntato gli occhi sul settore edilizia e sicurezza dell'Università di Padova. Un sistema che avrebbe trovato il suo vertice in un manager vicentino in grado di pilotare, grazie alla collaborazione di altri funzionari pubblici e piccoli impresari, gare per circa 370.000 euro relative a piccole manutenzioni nelle strutture universitarie. Il processo prenderà avvio il prossimo 13 maggio. L'Università di Padova si è costituita parte civile. Sempre del Padovano e torniamo a parlare del giallo della scomparsa di Samira, la mamma di Stanghella. Da ieri il marito è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma si proclama innocente. Esce dalla caserma dei Carabinieri, in braccio la sua piccola, il viso segnato. Mohamed Barbri, il marito di Samira, la mamma marocchina di Stanghella, scomparsa dallo scorso 21 ottobre, accompagnato dal suo avvocato, ha appena consegnato un pezzo di braccialetto. Lo ha ritrovato nello stesso campo, a pochi metri dalla sua abitazione, dove qualche giorno fa aveva rinvenuto anche una scarpa e una maglia della moglie. Io ho bisogno della moglie per la bambina, per la casa, per tutti. Si chiude in macchina con la figlia e non parla più. Lui si dichiara completamente estraneo a qualsiasi cosa possa essere accaduta a Samira, a qualsiasi essa sia. Evidentemente questi ritrovamenti non fanno presupporre un lieto fine della questione della scomparsa di Samira. Mohamed è indagato, le accuse sono pesanti: omicidio volontario e occultamento di cadavere. Una svolta nell'indagine è arrivata il 9 dicembre ma trapelata solo nelle scorse ore. Nel pomeriggio di mercoledì poi il nuovo ritrovamento, il braccialetto strappato di Samira. Gli ho chiesto lì per lì di condurmi a fare un sopralluogo dove aveva ritrovato la scarpa e il portachiavi di Samira. Dopo circa mezz'ora di sopralluogo fatto alla mia presenza, Mohamed mi ha chiamato facendomi notare di aver rinvenuto questa catenina, questo braccialetto che lui ha riconosciuto essere appartenente a Samira. Di qui l'appello che facciamo in maniera molto netta e decisa di cercare millimetro per millimetro in quel posto. Coincidenze che potrebbero aggravare la posizione del marito, della donna. La zona, dice l'avvocato, ormai è stata contaminata e suggerisce una nuova pista. In quel posto ora ci sono anche guanti di lattice, ci sono pezzi di plastica, pezzi di vetro, potrebbe esserci stato un incidente e Samira è stata travolta. Arresti domiciliari per l'ex imam accusato di aver picchiato e minacciato i piccoli allievi della scuola coranica di Pieve di Soligo. Arresti domiciliari per l'ex imam della moschea di Pieve di Soligo accusato di aver picchiato i bimbi suoi allievi nella scuola coranica del centro islamico. I carabinieri hanno notificato al 36enne bengalese il provvedimento disposto dal tribunale del riesame. L'uomo quindi deve restare ai domiciliari nell'appartamento di Mestre dove ora vive con la moglie e i figli. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo radiomobile di Vittorio Veneto erano partite la scorsa primavera dalle segnalazioni delle maestre dei piccoli alunni allarmate dal fatto che i bambini che frequentavano la scuola coranica presentassero lividi e mostrassero segni di disagio psicologico ed improvvise crisi di pianto. Secondo l'accusa, l'imam li avrebbe picchiati in diverse occasioni, infliggendo loro crudeli punizioni e minacce. Ora l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'imam per il rischio di reiterazione del reato. Torniamo a Padova, l'abbiamo raccontato in diretta quella mattina all'inizio della demolizione con i colpi di ruspa della prima delle 6 palazzine del complesso Serenissima di via Anelli. 10 giorni dopo la palazzina è stata completamente abbattuta, si conta di abbattere la seconda entro l'Epifania. Fuori una. Dalle prime luci del giorno è ridotta a un cumulo di macerie la prima delle 6 palazzine del complesso Serenissima di via Anelli. Entro l'Epifania sarà demolita anche la seconda palazzina. L'area dovrebbe essere pronta per lo scambio con il demanio entro la fine del 2020. Il comune è ottimista. Le stime di 15 giorni per l'abbattimento di ogni palazzina sono state ridotte nel caso del primo edificio a 10 giorni. L'inizio dei lavori di demolizione era iniziato infatti il 9 dicembre. Il termine degli abbattimenti, feste e maltempo permettendo, è stimato per fine febbraio. Il numero di stranieri residenti nella Marca torna a crescere, una controtendenza che è stata
aggiornata alla presentazione del rapporto appunto Migrantes 2019 a Treviso. Sentiamo. Negli anni della crisi in molti erano ritornati nei paesi d'origine o semplicemente avevano cambiato meta. Nel 2018 la fuga si è arrestata, confermando l'inversione del trend già registrata nel 2017. Torna a crescere il numero di residenti stranieri in terra di Marca, in tutto 93.074, 1.755 persone in più rispetto all'anno precedente, quasi un più 2%, 48.000 le donne, 45.000 gli uomini. Di questi poco più di 20.500 sono minori. Questa è la principale tendenza contenuta nel 16° rapporto sulla presenza dei cittadini stranieri. Romania, Cina, Marocco, Albania, Macedonia e Kosovo i principali paesi di provenienza. La maggiore incidenza sulla popolazione residente, ovvero il 18,5%, si conferma a Mansuè, dove quasi 8 stranieri su 10 sono rumeni. Seguono San Polo e Porto Buffolè. Nel 2018 sono calate le acquisizioni di cittadinanza, meno 28%, anche se in 15 anni i nuovi cittadini italiani nel Trevigiano sono stati 43.000. Calati del 60%, complici minori sbarchi, i permessi di soggiorno per asilo e protezione umanitaria. In aumento invece i permessi per ricongiungimento familiare, il 72% del totale. La presenza importante e continua di permessi di soggiorno, di nuovi permessi di soggiorno per il ricongiungimento familiare, dicono che la scelta fondamentale è quella, se possibile, di rimanere. E rimanere significa avere un lavoro. Il 10,6% degli occupati è straniero, risorse che per il sindacato restano fondamentali. Oggi posso rilevare che abbiamo certe aziende molto importanti nel nostro territorio dove la prevalenza di immigrati è così alta che se non ci fossero chiuderebbero. Questa è la statistica, altra storia la percezione del fenomeno immigrazione. Direi che c'è paura, è aumentata la paura perché è stata anche fatta aumentare. Dire che è aumentata l'ideologia razzista, sarei molto più cauto a dirlo. Certo che fomentare le paure non aiuta nessuno. E adesso la sanità con una svolta importante per venire incontro anche alla urgenza di medici negli ospedali, perché ieri nella conferenza Stato-Regioni è stata sono state accolte le proposte del Veneto di utilizzare in corsia gli specializzandi per far fronte alla carenza appunto dei camici bianchi. 2 miliardi messi a disposizione già a partire dal prossimo anno per la salute e l'utilizzo degli specializzandi in corsia già dal terzo anno. Sono le 2 novità più importanti approvate dalla Conferenza delle Regioni e contenute nel cosiddetto Patto per la Salute. E noi siamo stati promotori a livello nazionale, adesso hanno accettato le nostre proposte di mettere nel sistema ospedaliero, dove dovrebbero lavorare giustamente solo i medici che sono laureati e specializzati, di iniziare a far lavorare anche i medici solo laureati per fare delle attività di base ma che ci aiutano. Accolta dunque la proposta avanzata dal Veneto e da altre regioni. La palla passa ora alla conferenza Stato-Regioni per chiudere l'accordo. 1.300 i medici che mancano negli ospedali veneti, ha ricordato il governatore Zaia, soprattutto nell'area delle emergenze. In Veneto vengono erogate 2 milioni di prestazioni nei pronto soccorsi, dove però mancano 315 camici bianchi. La possibilità di utilizzare in corsia gli specializzandi rappresenta un'importante boccata d'ossigeno. Oggi all'interno del Patto per la Salute, Patto 2020-22, che contiene appunto tutte queste indicazioni, proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze e le richieste delle regioni, e anche in questo caso il Veneto ha fatto da apripista. Intanto la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato a procedere alla firma degli schemi di accordo con le università di Padova e Verona per disciplinare le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative, delle scuole di specialità e le modalità di svolgimento della formazione per la loro assunzione a tempo determinato. A proposito di sanità, più di un trevigiano su 10 è obeso e sono il doppio quelli che non vanno oltre il titolo di studio di licenza elementare. È un dato di un'indagine eseguita dall'azienda sanitaria locale ULS 2, secondo la quale esiste anche una relazione stretta tra il peso e il reddito, essendo la frequenza di persone con obesità 2 volte e mezza superiore nelle classi sociali con maggiori difficoltà economiche. Relativamente al sovrappeso invece lo Stato tocca il 45% della popolazione, con una quota del 22% al di sotto dei 34 anni e di quasi 60% negli over 65. Questi sono alcuni dati
di questo rapporto, che poi vi racconteremo con maggiori dettagli questa sera nel corso del nostro telegiornale di Treviso. Restiamo a Treviso, ma parliamo di economia. Tanti bilanci di fine anno anche a livello economico, come quello di Confartigianato di Castelfranco Veneto, con una importante cifra di crescita sulla occupazione, ma anche il giudizio pesante dei vertici sul governo, vertici che dicono tasse e burocrazia stanno soffocando le imprese. Chi ci governa oggi probabilmente ha lavorato poco o non sa cosa vuol dire gestire un'impresa. Oggi stanno sicuramente soffocando le nostre imprese, mettendo sempre delle nuove normative che a noi non servono a nulla. Non le manda a dire il presidente di Confartigianato Castelfranco, Oscar Bernardi, al governo e alla continua introduzione di nuove norme più o meno sensate, secondo le imprese. L'associazione castellana chiude l'anno con un dato positivo, più 7% di occupati, ma con un elevato numero di aziende che continua a chiudere. Dicembre è mese pesante sul fronte delle uscite, basti pensare che il mondo produttivo trevigiano spenderà in tributi e vari adempimenti qualcosa come 1 miliardo di euro. La pressione fiscale è ancora elevata ed è, secondo me, più preoccupante che negli anni passati, perché questo implica il fatto che alle aziende non rimane nulla per poter poi investire nelle proprie attività. Se vogliono combattere l'evasione, le cose sono semplici, basta che ci vengano a chiedere a noi come fare. Se poi vogliono comunque aumentare la possibilità a queste aziende che possono avere un po' di redditività, bene. Se le aziende non hanno redditività sicuramente non investono e sicuramente poi alla fine chiudono. Di buono c'è che alle realtà artigiane si riaffacciano finalmente i giovani, come sottolinea il neo vicepresidente Andrea Scapinello. Soprattutto anche perché sono emersi nuove figure professionali, tutte legate comunque a un progresso tecnologico, a un modo diverso di intraprendere certi processi produttivi. Servizi come estetista, come parrucchieri, tutto quello che riguarda il mondo della persona. È vero anche nel settore della filiera della casa, quindi l'edilizia in generale, in tutti i suoi comparti, e come al solito la meccanica, che fa un po' la parte da padrone, diciamo, come numeri, perché siamo circa intorno, per le nostre aziende, intorno quasi al 40%. Adesso a Vicenza per una singolare vicenda che vede protagonista una donna di 45 anni, residente a Due Ville, ma di fatto domiciliata dalla madre in città. Questo è un particolare interessante nella vicenda. A suo carico, a partire da dicembre 2016, la Polizia Locale di Vicenza infatti aveva elevato ben 57 verbali per violazione del codice della strada, dal transito in ZTL all'eccesso di velocità, dal passaggio su corsie riservate agli autobus alle soste vietate. Insomma, una lunga casistica di violazioni. Nessuna multa però è mai stata pagata dalla donna e tutti i tentativi di notifica nel luogo di residenza nei mesi scorsi sono sempre andati a vuoto, perché la donna appunto si nascondeva, diciamo così, dalla madre, finché un agente del comando ha intercettato su Facebook il post di un amico della donna da cui ha accolto il probabile trasferimento in città, e quindi, fatte le verifiche del caso, il commissario della Polizia Locale ha individuato la donna a casa della madre e gli ha potuto quindi presentare un conto salatissimo di oltre 15.000 euro. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo da Padova, da una storia che parla di solidarietà e sanità e vede protagonista una donna di 93 anni. Non c'è età per un gesto di altruismo. La signora Elena, il nome è di fantasia, a 93 anni ha donato gli organi. Il fegato e i 2 reni sono stati prelevati, giudicati idonei al trapianto e innestati con successo su 2 pazienti in lista d'attesa. Lei, padovana, madre di 5 figli, nonna di 9 nipoti e bisnonna di 2 pronipoti, ha scelto questo gesto di grande altruismo. La bisnonna padovana, nata poco dopo la Grande Guerra, è venuta a mancare improvvisamente per un'emorragia cerebrale dopo una vita dedicata agli altri. La donna è sempre stata in salute, i suoi organi in buono stato hanno dato la speranza ad altre 2 persone. Per noi è stato un gesto bellissimo di cui andiamo orgogliosi, dice il figlio della signora Elena. Mia madre è sempre stata una persona accogliente, che faceva beneficenza, molto religiosa, una persona che teneva le porte aperte. C'è parso di fare la sua volontà.
Anche il direttore generale dell'UC6 Domenico Scibetta ha espresso il suo ringraziamento alla 93enne. Bisnonna Elena ci lascia un grandissimo testamento. Non è mai troppo tardi per fare del bene. Questo è l'insegnamento di Elena e dei suoi familiari che ci piace mettere sotto l'albero di Natale, riconoscenti per quel sì che dà scacco all'anagrafe. Un messaggio di auguri di Natale per i suoi parrocchiani, ma in forma di videoclip musicale. Il protagonista è appunto un sacerdote a Castelfranco. Un Gesù rock che invita a vivere una fede rock. Ecco il regalo di Natale che Don Franco De Marchi, prete di San Floriano a Castelfranco, ha deciso di fare ai suoi parrocchiani, pur dedicandolo alla mamma Rita. Un video dalle atmosfere underground dove chitarra e batteria la fanno da padrona. Il brano, scrive nel suo blog lo stesso parroco, è uno stimolo affinché si viva una fede più cristiana, quindi umana, una preghiera, quasi un'invocazione. Vieni Signore Gesù, fin dal mattino ti cerco, voglio restare insieme a te, vieni e non tardare, Maranatha. Rendere la vita un capolavoro, questo l'augurio per Natale del prete rock di Castelfranco, nato a Salvarosa nel 1951 e ritornato da poco nella Castellana dopo aver guidato diverse comunità in giro per l'Italia, da Genova a Bologna. Una fede che da rock diventa anche rap, lontana anni luce dai placidi canti di Natale, ma il messaggio è comunque di speranza. Quando il cielo guardo, incrociami lo sguardo e non c'è ora scura, oggi non ho più paura. Tu sei la cornice, quella con la luce, tu sei la parola, la più bella che si dice. Non guardare in alto. Siamo in chiusura, l'appuntamento con la programmazione fra pochissimo, ore 13, e l'elogio del turismo lento. Il Veneto e le sue infinite ricchezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche sono un'attrazione per gli amanti del turismo cosiddetto slow. Oggi ore 13 allora scopriamo quali sono le opportunità e come anche vanno promosse. Lo facciamo con Federico Canera, assessore regionale al turismo, Giuseppe Carletta, presidente di GAL Alta Marca, e Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto. Questa sera invece a 20:10 parleremo di festività, ma dalla parte degli animali. Tanti voi appassionati di animali, voi telespettatori, ritornano un po' quando si avvicina il Natale, ma soprattutto il Capodanno, la polemica sui botti di Capodanno, ma anche la polemica sui regali, insomma i cuccioli che vengono regalati un po' così. Allora ne parleremo questa sera con Diego Cattarossi, veterinario, che ci spiegherà anche bene come e in che modo, in che caso fare un regalo eventualmente di qualche animale per Natale, come prepararsi ad avere un animale e poi come prepararsi anche ai botti di Capodanno. Siamo davvero in chiusura, allora vi ricordo però il nostro appuntamento con il tuo presepe, la nostra rubrica. Allora vi ricordo le modalità per segnalarci la vostra attività. Redazione @antena3.it per scrivere una mail, ricordate sempre di segnare da dove chiamate, da che comune, da che paese chiamate, un vostro riferimento e anche di descriverci un po' com'è la vostra natività. Oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria. In questo caso siamo noi a venire da voi a riprendere la natività. L'altra modalità con il 351 175 5340 è quando voi stessi con quel numero di WhatsApp potete realizzare un video, mi raccomando sempre in orizzontale, del vostro presepe. Allora adesso vediamo proprio un medley, un mix di questi presepi da voi realizzati e con la testimonianza video vostra arrivati in redazione. E allora nello specifico vedremo 3 presepi realizzati dalle famiglie Dal Colle, Paro e Stalliviere nei comuni trevigiani di Paese, Casier e Pederobba. E con questo vi lascio poi al meteo e vi saluto. Arrivederci. King to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Peace on earth, can it be?
years from now, perhaps we'll see the day of glory. See the day of living peace, so peace on earth when we come. Every child must be made aware. Bentrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sul nostro territorio, ma clima mite e inverno temporaneamente in pausa, per così dire. Vediamo il dettaglio di giovedì 19 dicembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con ampie pause asciutte al mattino, piogge poi via via più diffuse dal pomeriggio, localmente anche forti. Ancora venti di scirocco con valori termici oltre la media e caldo anomalo, minime tra 6 e 11 gradi, massime comprese invece tra 10 e 15 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge diffuse un po' su tutte le province. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci un po' dappertutto, pause più soleggiate sui confini alpini. Temperature minime sui 5 gradi, massime sui 10 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.